autostrada, 61enne padovano sotto l'effetto dell'alcol guida per quasi 70 km contromano con una fitta nebbia. L'uomo è stato denunciato. Scontro ieri sera a Mestre tra un'auto e un mezzo della polizia locale di Venezia, 3 le persone ferite, tra cui 2 agenti. Autonomia dopo la frenata del vice premier Di Maio, le parole del Presidente del Consiglio Conte: lo Stato non trasferirà tutte le competenze, i livelli essenziali dei servizi saranno garantiti a tutto il Paese, dopo metà febbraio negozierà con le regioni. Natale amaro per una decina di operai di una ditta di Valdagno, insieme al biglietto di auguri per le festività anche la lettera di licenziamento. Aveva subito un furto nella sua azienda, i ladri le avevano rubato alcuni preziosi lampadari di Murano che un'imprenditrice padovana scopre tra i banchi di un mercatino. All'appello mancano 3.800.000 euro del fondo di solidarietà e così il sindaco di Conegliano chiese e decide di far causa allo Stato, l'annuncio durante il bilancio del 2018 della città. 2.500 Babby Bike partecipano alla pedalata benefica lungo le strade del Colle Ugani per regalare un sorriso ai bimbi di oncoematologia pediatrica di Padova. Telespettatori di Antenna 3, buongiorno e ben ritrovati con la prima edizione dei nostri telegiornali che vede in primo piano la cronaca, perché poteva essere una tragedia quella che poteva consumarsi lungo l'autostrada, dove un 61enne padovano ha guidato per quasi 70 km contromano. In quel momento c'era anche una fitta nebbia. 70 km attraversando contromano lungo l'autostrada A31, 3 province, Rovigo, Padova e Vicenza, con secondo l'etilometro 1,49 grammi di alcol per litro di sangue su limite di 0,5. Una folle corsa nel cuore della notte di un 61enne di Rovolon, fermata dalla polizia stradale dopo le segnalazioni di altri automobilisti. All'uomo è stata subito sospesa la patente ed è stato anche denunciato per guida in stato di ebbrezza. Una condotta che poteva avere conseguenze molto gravi, ma che fortunatamente non ha provocato incidenti. Diretta con Tommaso Stoppa che ci racconta dell'incidente accaduto ieri sera, nella tarda serata di ieri a Mestre, 2 le auto coinvolte, tra cui anche un mezzo della polizia locale. Buongiorno Tommaso. Sì, buongiorno da Mestre, all'indomani di un terribile incidente che ha visto purtroppo coinvolti e feriti in questo momento gravi 2 agenti della Polizia Municipale di Venezia. L'incidente alle 22:10 di ieri sera sul cavalcavia da Verrazzano, sopra il Terraglio, all'uscita della tangenziale della Castellana. La pattuglia di vigili era lì per fare dei controlli notturni e per cause ancora da capire il guidatore di una Stilo ha perso completamente il controllo della sua auto, si è scontrato con un camion e si è poi capottato. L'auto è carambolata più volte e alla fine della sua corsa è piombata dall'alto sul mezzo della polizia locale con i 2 agenti a bordo. Le avete viste queste immagini che sono abbastanza impressionanti. Sul posto sono dovuti intervenire i vigili del fuoco con un divaricatore idraulico per estrarre i feriti e anche naturalmente sul posto le ambulanze del 118. Il più grave dei 3 feriti è proprio il conducente di quest'auto che è tuttora in rianimazione, e sono feriti però gravi anche i 2 agenti che non sono in pericolo di vita. Ulteriori aggiornamenti su questa vicenda nelle prossime edizioni dei nostri telegiornali. Grazie e buon lavoro a Tommaso Stoppa. In primo piano anche la questione autonomia. Oggi durante la conferenza di fine anno del Premier Giuseppe Conte, il Premier che ha parlato appunto di autonomia dicendo che lo Stato non trasferirà tutte le competenze, specie quelle che sono di sua prerogativa, livelli essenziali, ha aggiunto dei servizi saranno garantiti a tutto il Paese, io sono garante del progetto e della coesione nazionale e sociale. Accennando poi a quelle che saranno le tappe dell'iter, Conte ha detto fino a metà febbraio per riflessioni interne a livello statale, poi con il mandato che ho negozierò con i governatori di Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, poi ci sarà una legge votata a maggioranza assoluta in Parlamento. Nei giorni scorsi invece le parole del vice premier Di Maio, che avevano smorzato l'entusiasmo, aveva parlato di una contrattazione molto lunga, parole che creano preoccupazioni tra le categorie economiche.
Ha tirato il freno a mano il vice premier Luigi Di Maio parlando di autonomia in un'intervista rilasciata alla vigilia di Natale. Parole che lasciano l'amaro in bocca per le regioni, Veneto in primis, che chiedono un'accelerazione dell'iter. Il 15 febbraio 3 governatori, oltre a Zaia, Fontana per la Lombardia e Bonaccini per l'Emilia Romagna, saranno dal ministro Stefani per la firma delle intese. Ma il leader pentastellato smorza l'entusiasmo. Il tema dell'autonomia sarà una lunga contrattazione con le regioni, condotta dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ha spiegato, aggiungendo poi: il Movimento 5 Stelle ha sostenuto il referendum in Lombardia e Veneto nel 2017, lo abbiamo fatto in tempi non sospetti. Il modello di autonomia sarà parte della discussione, basti pensare che le due regioni interessate, Lombardia e Veneto, chiedono due intese diverse. Non esiste un modello unico da applicare per tutti, ha continuato Di Maio. Il principio generale è che l'autonomia non deve danneggiare le altre regioni, ma deve permettere a quelle popolazioni che l'hanno chiesta di esercitarla, ma nell'ambito dello statuto ordinario. Dichiarazioni che non lasciano certo indifferenti i diretti interessati. Sull'autonomia c'è un rallentamento evidente, vedremo se il governo manterrà la promessa, ha dichiarato il presidente dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini. Preoccupazione arriva anche dalle categorie economiche. Se si allungano i tempi, ovviamente si allunga anche il tempo di attuazione dell'eventuale autonomia che dovrebbe essere concessa. Noi abbiamo bisogno che ci sia questa autonomia per liberare risorse nel territorio, per fare investimenti, in modo tale che l'economia veneta sia quell'economia che sta trainando questo paese assieme alla Lombardia e all'Emilia Romagna. Sì, sicuramente rischia di essere una promessa non mantenuta, è che credo faccia parte dell'accordo di programma, questo famoso contratto che ha messo insieme queste due forze politiche, lei e la 5 Stelle. Qualcuno si assumerà la responsabilità di questo rallentamento o della mancata autonomia. Un rallentamento da parte del Movimento 5 Stelle che il presidente Pozza legge come la volontà di non scontentare le regioni del sud, ma quelle virtuose, aggiunge poi il numero 1 della Camera di Commercio di Treviso, vanno sostenute. Se questa autonomia deve arrivare perché abbiamo motivo anche di chiedere alle regioni più sviluppate di mantenere un trend di crescita e di sviluppo. Se queste regioni non hanno la possibilità di investire e di sostenere l'economia, si ferma anche l'economia nazionale. Non vuol dire essere egoisti questo, assolutamente. Torniamo alla cronaca, ci spostiamo nel trevigiano a Montebelluna perché sarà eseguita nei prossimi giorni l'autopsia sul corpo dello straniero rinvenuto sotto ad una pensilina del magazzino della stazione ferroviaria. La prima ipotesi della morte era quella di ipotermia, causa però sulla quale il sindaco non crede, attaccando poi chi bolla la sua città come indifferente verso gli ultimi. È vergognoso che chi rappresenta delle istituzioni pubbliche cerchi di strumentalizzare una tragedia umana come questa a scopi politici. Bisogna proprio essere arrivati alla frutta anche oltre. Quando una tragedia di emarginazione diventa un'arma politica. Così pare essere diventato il caso del 36enne marocchino trovato morto la mattina dopo Natale su questa pensilina del magazzino materiali della stazione di Montebelluna. Un luogo, come si vede, frequentato dagli ultimi, dove il degrado e l'emarginazione hanno gli odori di questi vestiti abbandonati, annegati nel vino di questi cartoni. Qui il 36enne avrebbe cercato riparo dal freddo, o forse sarebbe approdato barcollante dopo diversi bicchieri del suo ultimo Natale. Un dubbio non marginale per capire se la macchina dell'assistenza abbia o meno funzionato per questo caso. È possibile che si muoia di freddo nel 2018? Intanto dobbiamo aspettare l'esito dell'autopsia perché la persona aveva avuto un percorso personale piuttosto autodistruttivo, ma la risposta è evidentemente sì, ma non per colpa delle istituzioni, non per colpa del mondo cinico o baro, dell'indifferenza dei cittadini. Sindaco più che mai convinto delle sue affermazioni, confermate secondo Favero dall'intera vicenda. Questo è un immigrato irregolare che si muoveva da una città all'altra, ogni tanto si rifaceva vivo a Montebelluna. Una settimana fa è stato soccorso dalla polizia locale e dalla protezione civile. È stato trasportato al pronto soccorso della nostra città. Il giorno successivo questa persona si è allontanata, è andata a Treviso, è riapparsa il giorno di Natale, dei cittadini sensibili si sono accorti che aveva delle difficoltà ed è stato ricoverato nuovamente presso il pronto soccorso di Montebelluna, luogo dal quale questa persona si è allontanata. Insomma, scelta personale, forse dettata dalla condizione di irregolarità che poteva concludersi con un rimpatrio coatto.
Una vicenda per la quale il sindaco respinge con forza ogni ipotesi di indifferenza sociale avanzata in questi giorni. Nei medesimi giorni 2 persone in difficoltà sono state ospitate presso la sede della nostra protezione civile, che è anche l'albergo degli umili. Capita spesso durante l'anno che i nostri volontari portino presso la loro sede delle persone, diano loro un letto, un pasto caldo, finché non sono in grado di riprendere la loro strada. Resta comunque la sporcizia che il sindaco farebbe bene a rimuovere per un giaciglio da controllare maggiormente, se non altro per evitare a qualcun altro la tentazione solitaria di passare qui la notte anestetizzandosi dal freddo con l'alcol, anziché cercare negli altri una mano per risalire dal degrado di una vita spesa per nulla. Abbracciavano le vittime con un pretesto e sfilavano loro gli orologi pregiati al polso, diversi colpi messi a segno in Veneto, 5 in soli 2 mesi a Vicenza. 5 colpi nel giro di 2 mesi tra giugno e luglio, vittime persone anziane o con difficoltà motorie, derubate dell'orologio, generalmente un Rolex. Ora gli inquirenti della squadra mobile hanno individuato i componenti di quella che a tutti gli effetti è una banda di rumeni che agisce a Vicenza ma anche in altre province del Veneto e della Lombardia. Siamo riusciti ad isolare diversi furti con destrezza, in un caso una rapina perché c'è stata un'aggressione in danno della vittima, commessi da persone, donne prevalentemente, un uomo, pregiudicate di origine rumena, dedite con serialità a questo tipo di reati. La banda dell'abbraccio, per il suo consolidato modus operandi, selezionate attentamente le vittime, venivano circuite, distratte con banali pretesti di informazioni stradali, di lavoro o addirittura profferte sessuali e poi in un attimo strette appunto in un abbraccio. E quello è proprio il momento in cui l'orologio viene sfilato, e quindi sicuramente c'è una tecnica che è molto pericolosa, poiché nella gran parte dei casi poi riescono ad andare a segno. Un primo colpo il 22 giugno, vittima un 85enne col deambulatore avvicinato da una delle donne del gruppetto che tra loro si interscambiano e derubata dell'orologio. 3 giorni dopo il secondo colpo in via Galilei, stessa tecnica, ragazza diversa, ma l'anziano reagisce e la donna è costretta alla fuga. Il complice, un uomo, è poco lontano in auto. Poi la banda torna a colpire a raffica a luglio, il 1, l'8 e il 13. Tra i componenti, tutti con precedenti per reati contro il patrimonio, anche una vecchia conoscenza, Manuela Schianna, finita a febbraio agli arresti domiciliare per gli stessi reati, è scappata ad aprile. Chiuse le indagini per tutte le accuse sono di furto aggravato con destrezza e rapina impropria. Ora dovranno essere rintracciati e rinviati a giudizio. Ed ora un video postato su Facebook, diventato subito virale, che mostra 3 giovanissime, forse minorenni, mentre rubano le mance all'interno di un bar di Montebelluna. Eccolo il momento in cui le 3 ragazzine, forse minorenni, con un gesto fulmineo, prendono il barattolo delle mance per le dipendenti del bar. Le ladruncole non sanno però di essere state riprese dalle telecamere di videosorveglianza del locale. Pensano di averla fatta franca. Le giovani consumano delle bibite, poi pagano. La barista consegna loro delle monetine di resto e poi si allontana. Ed è proprio in quel momento che una delle 3 pensa bene di afferrare il barattolo e nasconderlo come nulla fosse dentro la giacca. Il furto è andato a buon fine, ma non del tutto, perché il video è finito dritto dritto su Facebook del locale, diventando virale. Immediate le polemiche, qualcuno si scaglia contro le ladre, altri invece contestano la pubblicazione del video, dove molto probabilmente le protagoniste sono proprio minorenni. La vicenda ovviamente è finita in mano ai carabinieri, che stanno indagando. Per le ladruncole i guai non sono di certo finiti. E adesso l'assassinio di Gerson Camata, ex governatore dello Stato di Espirito Santo in Brasile, originario di Mareno di Piave, che ha lasciato sotto shock il paese trevigiano. L'uomo alcuni anni fa tornò nel Marca e venne accolto dall'allora sindaco di Conegliano, Alberto Maniero. Continuano le indagini delle autorità brasiliane per accertare il movente dell'omicidio dell'ex governatore di origini trevigiane Gerson Camata, ucciso ieri sulla spiaggia di Vittoria, capitale dello stato brasiliano di Espirito Santo. L'uomo politico, cugino della moglie dell'ex sindaco di Fontanelle, sarebbe stato raggiunto da diversi colpi di pistola sparati da un suo ex assessore al termine di un diverbio.
L'assassino, secondo fonti investigative, aveva raccontato ad un quotidiano locale alcuni anni prima di tangenti legate all'ex governatore. Camata aveva risposto denunciando il suo assassino per ingiurie, una vicenda che a quanto pare aveva provocato il blocco di denaro nel conto corrente dell'ex assessore. Un omicidio premeditato, secondo le autorità locali che hanno già arrestato l'uomo. Camata era molto legato al territorio coneglianese. Qualche anno fa era tornato a far visita ai suoi familiari ed era stato accolto dall'allora sindaco Alberto Maniero. Era partito da Mareno, suo paese d'origine, per cercare fortuna e si era stabilito nella regione brasiliana dove una buona parte della popolazione ha antenati italiani. Da governatore aveva promosso anche la festa del migrante italiano in Brasile. Ieri in questa terra ha trovato la morte. Sotto shock il paese brasiliano dove è stato dichiarato il lutto cittadino, sgomento anche nel coneglianese. E adesso la vicenda di una decina di operai di Valdagno che insieme agli auguri di Natale hanno trovato la lettera di licenziamento. Ci racconta tutto in diretta Gabriella Basso, buongiorno. Buongiorno da Valdagno, dove per una ventina di lavoratori, come dicevi tu, della Mara SPA, questo è stato un Natale terribile. Con la lettera tradizionale di auguri da parte dell'azienda è arrivata anche la comunicazione della chiusura dello stabilimento con sede a Maglio di Sopra e il conseguente licenziamento per la fine di gennaio 2019 di una ventina di dipendenti, tra quelli dello stabilimento e di una cooperativa alla quale erano stati affidati i servizi di trasporto. Lavoratori tutti over 50, per la maggior parte donne. La Mara SPA, nata da un ramo della Jolly Hotel, distribuisce prodotti alimentari a ristoranti, alberghi e mense aziendali e conta complessivamente 700 dipendenti e quasi 800 milioni di fatturato con 40 di utili. In un incontro i sindacati hanno chiesto all'azienda di fornire i dati sui costi e il prossimo incontro è previsto per il 9 gennaio. Da Valdagno intanto è tutto, la linea torna allo studio. Ci fermiamo adesso per qualche istante di pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta per raccontarvi quanto accaduto ad un'imprenditrice padovana di Tre Baseliche che curiosando tra i banchi di un mercatino ha notato dei preziosi lampadari che erano spariti dalla sua azienda. Una sorpresa per niente piacevole, quella fatta dalla titolare di una ditta di Tre Baseleghe al mercatino dell'antiquariato di Piazzola sul Brenta. Sul banco di un espositore ha trovato i lampadari in vetro di Murano rubati nella sua azienda. Dalla ditta, nota per la produzione di lampadari, erano spariti infatti alcuni preziosi manufatti. L'indagine però aveva portato ad un nulla di fatto, non c'erano infatti riscontri oggettivi, solo sospetti. Fino a quando la titolare, curiosando tra le bancarelle del celebre mercatino, ha notato i lampadari spariti dall'azienda. Allertati subito i carabinieri, è emerso che l'ignaro ambulante li aveva acquistati su internet. Gli uomini dell'arma sono quindi risaliti a un 25enne dipendente dell'azienda. Adesso a Conegliano, dove il sindaco Fabio Chiesa e la sua giunta hanno fatto il bilancio di un anno di amministrazione, tanti i tagli subiti da Roma, alla quale il sindaco è più che mai convinto di far causa. Sentiamo perché nel servizio. Conegliano fa causa allo Stato italiano, non per questioni politiche o autonomistiche, ma semplicemente perché non paga. E pare anche tanto, stando alle cifre snocciolate oggi dal sindaco Fabio Chiesa durante l'incontro con la stampa per il bilancio di fine anno. Un sindaco decisamente seccato contro uno Stato insolvente. Questa è una vicenda kafkiana perché noi avanziamo dal Fondo di Solidarietà 3.800.000 euro, abbiamo vinto in tutti i gradi di giudizio e sembra che l'unico modo per avere questi soldi che ci spettano sia l'ingiunzione di pagamento. Se questa sarà la direzione faremo anche questo. Sindaco che sottolinea ironicamente che da una parte lo Stato si tiene milioni di euro, dall'altra qualcosa dà sia ai comuni. Ulteriori tagli al trasferimento delle tasse versate dai coneglianesi, al punto che per far fronte alle tante richieste non resta che fare affidamento al volontariato. Vedendo come vanno le risorse per gli enti locali ci rendiamo conto che veramente viviamo momenti di difficoltà, ma a fronte di questo c'è stato un grande impegno di tutta la comunità per sopperire a questo, per cui grandissimo volontariato, tantissime persone che si impegnano, insomma una città viva. Viva ma anche destinata ad allargarsi con i confini, del resto l'austerity imposta da Roma fa sì che i piccoli comuni chiedano sostegno a quelli più strutturati. Le ristrettezze economiche portano in questa direzione, portano Conegliano ad essere sempre più il baricentro di quest'area del territorio trevigiano. Vorrei dire che ci saranno degli accorpamenti a lungo andare?
Ma guardi, già con la polizia locale abbiamo avuto l'accorpamento delle polizie locali con quelle di San Pietro di Feletto e di Santa Lucia di Piave, stiamo ragionando con Susegana e Mareno, questo è l'unico futuro possibile per tutto il nostro territorio. Risparmi guardando ad un futuro dove l'assistenza pubblica diventerà essenziale. Mancherà la rete familiare, considerando che su una popolazione di 30.000 abitanti si contano 15.000 nuclei familiari, una media di appena 2 persone per famiglia, numeri che non possono non far riflettere. Voltiamo pagina, siamo ancora in clima natalizio con 2500 Babbi Bike che si sono dati appuntamento per raccogliere fondi per l'oncoematologia pediatrica di Padova grazie ad una tradizionale pedalata benefica. Metti 2500 persone vestite da Babbo Natale che tutte insieme salgono in sella e percorrono 20 km lungo le strade dei Colli Euganei per raccogliere fondi destinati ai bimbi di oncoematologia pediatrica di Padova. Il risultato, come ogni anno, è sorprendente. Uno spettacolare serpentone bianco e rosso ha pacificamente invaso Selvazzano Dentro, poi Teolo e infine la zona pedonale di Abano Terme, dove è stato accolto dalla banda musicale cittadina prima di chiudere la pedalata all'impianto sportivo Ceron di Tencarola. I Babbi Bike erano giovani, anziani, adulti e famiglie con tanti bambini. Immancabile il punto di ristoro, con panettoni, pandori, cioccolata calda e vin brûlé. In prima fila anche i sindaci e gli ex campioni di calcio, ciclismo e rugby, Francesco Toldo, Alberto Ongarato e Mauro Bergamasco, tutti con l'immancabile costume e barba finta. L'obiettivo dell'organizzatore, Enrico Ravazzi, è raccogliere circa 25.000 euro da donare ai reparti di oncoematologia pediatrica e neurologia e psichiatria infantile dell'ospedale di Padova. Una notizia di sport, di calcio che sta circolando in questi minuti su diversi siti sportivi che riguarda il Calcio Padova e l'esonero che ci sarebbe di mister Foscarini. Secondo alcuni siti appunto il mister starebbe per lasciare la panchina e starebbe per tornare Pierpaolo Bisoli. Manca l'ufficialità della società del Calcio Padova, dunque ancora notizie ufficiose che andranno poi confermate nelle prossime ore. E siamo adesso alla nostra rubrica dedicata ai presepi per andare a Granigo di Cavaso del Tomba per vedere quello realizzato dai fedeli all'interno della chiesa dedicata a Santa Costanza. Benvenuti, vi faccio vedere il presepe realizzato presso la chiesetta di Granigo a Cavaso del Tomba. Questa è la chiesetta di Santa Costanza che è stata eretta dopo il terremoto del 25 febbraio del 1615, che è dedicata a Santa Costanza, protettrice dei terremoti. Abbiamo pensato con un gruppo di amici di fare il presepe dentro nella chiesetta. Ci è venuta un'idea buttata là una domenica pomeriggio, siamo andati nel bosco, abbiamo cominciato a raccogliere piante, radici, rami, tutto ciò che ci poteva servire e man mano che siamo andati avanti nella costruzione abbiamo aggiunto tutti i materiali presenti nella nostra zona, tra i sassi, il muschio, i sassi nostri classici rossi della nostra zona, i pungitopo e i rami d'olivo. Questo è nato il nostro presepio. Venite tutti, la chiesetta possibilmente sarà aperta perché possiate vederlo. Durante la settimana è aperta solo una finestra in modo che chi passa per la strada, che viene a camminare o vuole vederlo, lo può vedere attraverso la finestra, altrimenti chiederete le chiavi ai vicini, vi apriranno e ve lo faranno vedere dall'interno. È tutto, vi ricordo l'appuntamento questa sera con 20:10, ospite in studio il sindaco di Treviso Mario Conte, insieme a lui faremo un bilancio di questi primi mesi di amministrazione e dei progetti per il 2019. Adesso previsioni del tempo, grazie per l'attenzione e buona giornata. Fresco e Vario, i surgelati di prima qualità, vi augurano buone feste. Ben ritrovati al meteo.
alta pressione, dunque bel tempo sulle nostre regioni, ma vediamo il dettaglio. Sul Veneto la presenza dell'anticiclone garantirà un tempo per lo più stabile, tuttavia saranno presenti nubi basse, foschie e nebbie, specie sulle pianure meridionali e talvolta anche sulle vallate alpine. Più sole altrove con cielo al massimo poco nuvoloso. Temperature stazionarie con minime tra -2 e 0 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra 5 e 6 gradi. Vediamo ora che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Poche novità, la situazione non cambia di molto, anche sulla nostra regione infatti saranno possibili delle foschie o delle nebbie al mattino sulle vallate alpine, cielo a tratti coperto invece sui settori costieri, più soleggiato invece a partire dal pomeriggio. Temperature immutate con minime tra -1 e 2 gradi, valori massimi compresi invece tra 6 e 9 gradi circa. Vediamo infine la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Bel tempo ovunque con ampio soleggiamento su tutte le province. Il cielo infatti si presenterà poco o parzialmente nuvoloso su tutti i settori della nostra regione, salvo per qualche addensamento innocuo sulle aree meridionali. Temperature minime tra 2 e 4 gradi, massime invece intorno ai 12 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento. Fresco e Vario, i surgelati di prima qualità, vi augurano buone feste.